Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e oggi vi parlerò di giacche per la scherma. Allora, di recente mi è capitato di acquistare una nuova giacca da scherma. Come avevo spiegato nell'ultimo video, la giacca da scherma che avevo non era utile per, ad esempio, fare tornei di Fellsworth. Non era utile per quello perché era troppo sottile, aveva un livello di protezione delle braccia troppo basso, il torso e i fianchi non erano assolutamente di buon livello e quindi mi sono ritrovato a dover comprare per forza qualcosa che avesse un livello di protezione più elevato. Ho ripiegato su un gambeson della Gdansk. Insomma, una versione intermedia tra la giacca Pro di Axel Peterson e un gambeson. La Pro, come saprete, se vi interessate all'argomento, è stata bocciata per mobilità e costo da diversi reviews. Ultimamente sono state proposte altre giacche da scherma come la Titan della Leon Paul, altri modelli ad esempio della Neyman Fencing o della Gagliardoni o Vatte alla Pesca. Insomma, personalmente non mi piace quasi nessuna di queste giacche. La mia scelta era tra la giacca della Space base, quella Axel Peterson, oppure la Axel Peterson Pro. L'Axel Peterson Pro costava troppo, 300 euro per una giacca non mi pare proprio il caso, soprattutto considerando che ultimamente stanno uscendo nuovi modelli come la Hussar che hanno una protezione contro le perforazioni sugli 800 N. Quindi volevo un modello che fosse una fascia di prezzo abbastanza bassa, che però comunque avesse tutte le protezioni per le braccia che disponeva la Peterson Pro, che comunque mi sembrava abbastanza performante, soprattutto in considerazione che alcune protezioni come quelle per le spalle e per la parte superiore del braccio sono difficili da trovare. Parlando di protezioni per le braccia, e questo è il punto veramente forte di questa giacca. Come potete vedere, vi è una protezione per il gomito, una protezione per tutto l'avambraccio, una protezione addirittura per la parte superiore del braccio e per la spalla. Queste protezioni, oltre che essere indubbiamente fighe, sono come dire la versione moderna di una jack chain medievale. Jack chain medievale era la protezione che si metteva sopra il gambeson dei fanti, diciamo non proprio poveri, però insomma un livello di protezione di poco inferiore ai fanti con armatura diciamo più coprente. È sicuramente un modello molto mobile e insomma questo tipo di protezioni, pur essendo magari così apparentemente ingombranti, in fin dei conti non danno tutta questo ingombro. Magari la cosa veramente ingombrante e difficile con questa giacca sono alcuni movimenti, ad esempio in questo senso, dove la giacca va a spingere sulla gola, però con gorgiera, pettorale in plastica, eccetera eccetera, probabilmente questo è l'ultimo dei problemi. L'altra cosa che potrebbe preoccupare è che questa protezione per l'avambraccio vada a disturbare i movimenti di rotazione delle mani con dei guanti addosso, cosa che ovviamente non succede con dei modelli basilari come guanti da lacrosse o da motocross, però come vedete il livello di attrito comunque è presente, pur non essendo così elevato, però con dei guanti come gli Absolute Force questo problema verrebbe a crearsi, e come il guanto andrebbe a sovrapporsi con la protezione della giacca e chiaramente il braccio verrebbe bloccato in quella posizione. Cosa si potrebbe fare in questo caso? Si potrebbe togliere la protezione all'avambraccio, cosa possibile visto che è bloccato da velcro e questi spaghi elastici, però rimarrebbe una zona non coperta che sarebbe questa. Come al solito vi è un bilancio tra il livello di protezione che si ha e la mobilità che si vuole avere. Io
personalmente ho un passato anche da tornei di schermo in armatura, quelli chiaramente senza punte come si utilizzavano un tempo. Le cose stanno un po' cambiando, però principalmente dalla mia esperienza so bene che qua più un'armatura è coprente, meno si riesce a muovere, e questo vale con la plastica come col metallo. Cosa negativa di questa giacca è, come potete vedere, che non c'è protezione per catturare la lama nel caso in cui scivoli verso la gola. Vedete che non esiste nulla che catturi facilmente la punta, quindi insomma questa è una parte negativa di questa giacca, o almeno di questo modello. D'altra parte la cosa positiva è il costo relativamente basso, sugli 100 euro, e il fatto che avete tutte queste protezioni per le braccia che altrimenti sono impossibili da ottenere se non comprando il modello Pro Peterson. L'altra cosa, diciamo, negativa è che non vi sono alcune migliorie come in alcune giacche, come appunto la Pro, che dispongono di una sorta di laccio per la parte posteriore, in modo che la giacca rimanga stretta sui fianchi e sia più semplice muovere le braccia. Però insomma è una modifica che si può fare facilmente da una SAT senza grande dispendio di soldi, al confronto di quanto richiederebbe comprare un modello come quello che stavo dicendo. Per il resto, sinceramente, ritengo che la protezione fornita da questa giacca per un torneo comunque di Federsport o di spada a una mano e mezza o a due mani, che la vogliate chiamare, non è comunque così elevato come quanto ritengo, perché a parte le braccia che sono iper protette, forse anche troppo, il petto e i fianchi non lo sono affatto. Il petto ovviamente è un problema che si può ovviare con l'uso della pettorina, la scherma olimpionica che vi ho illustrato magari in un altro video, però i fianchi, quindi la parte sotto l'ascella, pur risultando chiusa e pur risultando imbottita dalla giacca, è comunque praticamente scoperta. Vi è soltanto uno strato così di imbottitura che separa l'arma avversaria dalle nostre costole, e avendo ricevuto diverse sprangate a suo tempo sui fianchi del bacino, posso assicurare che è una parte dolorosissima su cui ricevere un colpo. E poi personalmente per questo penso che serva una protezione per la parte alta del bacino e per i fianchi, qualcosa che vada a supplire all'uso della placca pettorale. In funzione di questo esiste sì la gonna venduta sempre dalla Spes, che però comunque copre solo la parte alta del bacino, quindi il problema delle costole e delle costole fluttuanti rimane sempre presente. Personalmente, avendo provato tutti questi modelli e tutte queste soluzioni, sono ancora dell'idea che uno dei corpetti più protettivi che abbia mai utilizzato sono quelli del Taekwondo. Perché avendo provato personalmente colpi con qualsiasi tipo di spada in nylon o in plastica o shinai o addirittura feather sui fianchi, e assicuro non si sente niente, ritengo che come sviluppo delle giacche a schermo siamo ancora ben lontani dal livello di protezione, o comunque dalla combinazione di diversi elementi che ci permettono di praticare una scherma storica in sicurezza e con la giusta agilità che poi ci permette di fare una buona tecnica. Questo è tutto da Alessandro Azzeni. Ci ritroviamo su questo canale per ulteriori video sulla scherma storica, sulla rievocazione, sull'archeologia sperimentale e su altri interessi comuni. Ciao ciao!